Allora, io anzitutto ringrazio il professor Guidotto perché ha fatto un excursus molto preciso. Io volevo dire anche un'altra cosa, in collegamento da Roma, correggetemi se sbaglio, poi avremo uno degli ospiti della serata che è Alessandro Ambrosini, l'editore del blog Notte Criminali, un blog che ha fatto molto successo perché ha approfondito molto i collegamenti tra politica, eversione, mafie. In questo momento si trova a Roma, sta seguendo da vicino i fatti di Mafia Capitale, e vorrei dire una piccola cosa che secondo me è molto utile alla discussione prima di passare la parola a chi verrà dopo di me. La mafia del Brenta e Mafia Capitale hanno moltissimi tratti in comune. Sono delle mafie che hanno delle peculiarità un po' diverse perché sono più leggere, meno strutturate, il professor Guidotto mi corregge se mi sbaglio, ma sono due organizzazioni criminali che hanno creato un asse molto forte tra Lazio e Veneto, anche per collegamenti con certi ambienti dei servizi segreti. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Io so che tra il pubblico c'è anche il candidato alla carica di governatore per il Movimento 5 Stelle Verdi. Se vuole intervenire in questo momento lo chiamiamo sul palco in modo tale che possa spiegare un attimo ai vicentini come il Movimento 5 Stelle ha intenzione di proporsi da questo punto di vista, perché una cosa che non va dimenticata, le regioni hanno un'ampia autonomia dal punto di vista normativo e con le loro leggi possono cambiare tantissimo il corso delle cose che non vanno. Prima di dare la parola faccio un esempio piccolissimo. Le discariche sono un settore sensibile. Spesso e volentieri che cosa succede? Succede che si danno delle autorizzazioni a conferire rifiuti, come posso dire, la garanzia che viene chiesta per poter fare questo ha un valore economico bassissimo, per cui poi succede che l'operatore, che sia o meno collegato con la mafia, fa un disastro e non paga per il bordello, scusate il termine, che ha combinato. Questo è il classico esempio sul quale può intervenire la regione modificando una legge che, per esempio, obbliga a garantire delle polizze fideiussorie bancarie molto più alte di quelle che vengono garantite adesso. Un altro settore che si presta tantissimo a questo tipo di attività è quello, per esempio, dei rifiuti delle concerie, no? Concerie hanno modo lecito o meno lecito sparso i loro rifiuti in tutto il Veneto e anche altrove. In questo momento la Regione Veneto dà una deroga speciale a gettare i rifiuti nell'asta del Fratta Gorzone proprio in ragione dell'impatto sociale che il mondo della concia ha. Ecco, anche da questo punto di vista, siccome il danno ambientale che questo tipo di pratica è unanimemente conosciuto, il Fratta Gorzone è il fiume più inquinato del Veneto, un approccio diverso da un punto di vista regionale può significare molto. Lo stesso vale per le cave. La legislazione delle cave è una delle più ambigue da questo punto di vista, è una legge vecchia dell'82, i cavatori sono una lobby potentissima qua nel Veneto, soprattutto tra Treviso e Vicenza. Questi sono argomenti concreti che la gente non conosce bene e rispetto ai quali la politica, la buona politica, può fare molto. Io in questo momento passo la palla a Berti, vediamo se riusciamo a fare... Ah, c'è il gelato, benissimo. Berti. Pronto, no. Forse è solo. Non c'è acceso. Pronto, mi sentite? Il volume che è basso. Prova ad alzare il volume. Mi sentite? Facciamo questo. Grazie mille, mi sentite? Buonasera a tutti. Come già anticipato, sono Jacopo Berti, sono il candidato per la presidenza della Regione Veneto alle prossime elezioni che avremo appunto a maggio. Bene, cosa dire oggi? Oggi torno subito alla nostra realtà, è stato molto interessante capire anche quali sono state le evoluzioni, ai noi, che abbiamo avuto nella nostra regione. E all'inizio abbiamo appunto sentito quali sono anche
l'attualità, qual è i problemi con cui andiamo a interfacciarci tutti i giorni, quotidianamente. Bene, io vorrei tornare su questo perché in un certo senso mi riguarda più da vicino. Mi riguarda più da vicino perché io imparo dal passato per capire il presente, ma soprattutto costruire il futuro, perché questo è quello che noi dobbiamo fare come Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo visto questa operazione Emilia, 117 arresti che sono stati operati, abbiamo avuto 130 milioni di euro di sequestri, palazzi tra Padova, Fonte nelle Alpi, tutto il Veneto interessato, cioè non è una frase, sono palazzi, sono case, sono le città in cui noi viviamo, dove noi giriamo, che vengono comprate con i soldi della mafia. Non è qualcosa di metafisico, di astratto, è qualcosa di estremamente reale. Bene, ma chi ha portato la mafia in Veneto? Questa parola che a noi sembrava solamente qualcosa che appartenesse ai film, magari fosse lontana da noi, invece ce l'abbiamo proprio in casa, l'abbiamo visto. Chi l'ha portata? Bene, pare, stando alle dichiarazioni di questi consiglieri, di questa cosca, che l'abbiano portata proprio quelle persone che si fanno paladine dei cittadini, difensori della legalità, che ci dovranno salvare dalle invasioni barbariche. Bene, pare che sia stata proprio la Lega Nord, pare, secondo queste affermazioni che sono state fatte. I grandi difensori di questo sistema, dei cittadini, invece pare che siano stati proprio loro. Infatti, stando alle dichiarazioni di queste persone, di questo Antonio Gualtieri e di questo signore, questo braccio destro del boss, questo Nicolino Grande Aracri, che mise in contatto Nicolino Grande Aracri con Tosi direttamente, con il suo vice e con questo imprenditore Nicolis, che faceva da ponte tra gli affari della mafia e il comune di Verona. Bene, sappiamo che Vito Cimino, il vice sindaco di Verona, quindi non una persona a caso, ma una persona scelta accuratamente dal sindaco Tosi per far essere il suo braccio destro, quindi la persona più fidata che potesse governare al meglio con lui magari questa città. Bene, è in carcere, voi sapete, è condannato per 5 anni, ha preso 5 anni per corruzione. Ora, se noi come cittadini però mettiamo i ladri nelle istituzioni, poi non dobbiamo stupirci se ci ritroviamo i ladri in casa, perché bene, ora tocca a noi, tocca a tutti quanti noi. Conosciamo queste cose, abbiamo approfondito, bene, ora sta non solo alla speranza, ma alla voglia, alla determinazione di riprenderci in mano ciò che è nostro, le nostre case, le nostre città, la nostra regione. Noi dobbiamo fare questa profondissima pulizia, il nostro famoso tutti a casa, bene, mai più calzante di ora, perché veramente dobbiamo sterilizzare le istituzioni, dobbiamo riportare persone oneste, dobbiamo riportare i valori soprattutto al di là delle persone, dobbiamo fare in modo che valori come l'onestà, che siamo andati noi per primi, non so se vi ricordate, siamo andati sotto casa di Galan, siamo andati a ricordare che noi vogliamo che valori come l'onestà tornino a farsi valere. L'hanno detto a Roma, siamo in tantissimi. Bene, adesso sta a noi, dobbiamo informare, dobbiamo parlare, dobbiamo andare in giro. Non dobbiamo fermarci solamente all'indignazione, ma dobbiamo diventare proposta, ed è questo che dobbiamo fare di sicuro nei prossimi 3 mesi, per passarlo a più persone possibili attorno a noi. Bene, per farlo poi ci vogliono anche dei mezzi pratici, ci vogliono delle proposte concrete, e queste noi ce le abbiamo. Ho la fortuna di avere qui con me Enrico Capelletti, è il primo firmatario di un pacchetto anticorruzione che è fermo in Senato da luglio perché non lo votano. Bene, io questo pacchetto anticorruzione, con le dovute modifiche, voglio portarlo in regione perché la gestione degli appalti deve cambiare profondamente. Non è più possibile
Avete visto la notizia di ieri? Pare che venga messo come dirigente al controllo dell'anticorruzione un indagato mi è stato messo come dirigente, ma di sicuro è un ottimo curriculum nell'Italia di oggi, cioè, è un ottimo curriculum. Quindi signori, bene signori, io con questo mio non è solamente un appello, perché non vuole essere un appello a chiedervi qualcosa, ma vuole scuotervi. So che voi se oggi siete qua è perché vi siete già svegliati da questo torpore, ma dovete fare qualcosa di più, dovete andare fuori, dovete parlare, dovete essere voi per primi a guardarvi attorno e a far capire alle persone che non è vero che non cambia niente, perché siamo noi il cambiamento di questa società e sta proprio a noi farla cambiare, entrando nelle istituzioni e cambiandole da dentro. Perciò da oggi fino a maggio, ma soprattutto da maggio in poi, questo è il nostro impegno. Perciò vi ringrazio, vi auguro una buona prosecuzione. Allora io ringrazio... Chiedo scusa, ma purtroppo devo scappare, altri impegni di campagna. Vi ringrazio a tutti.